Cari telespettatori, ben ritrovati. Quest'oggi abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio dopo il periodo, diciamo così, estivo, che però non è stato di ferie, di tranquillità per il nostro ospite, che invece ha lavorato per fortuna in modo anche proficuo, Nicola Rossi, presidente. Buongiorno. Ben arrivato innanzitutto, De Confesercenti Veneto Centrale, presidente Padova Hall, che vuol dire Fiera di Padova e anche Centro Congressi. Certo. Allora, un periodo intenso, quello dell'estate, del periodo anche pre-estivo, vero? Perché tra l'altro lei segue Antiquaria e Arte Padova per quel che riguarda l'area veneta, ma poi si dedica anche ad altre manifestazioni fieristiche in giro per l'Italia. Sì, noi organizziamo fiere di nicchia, se vogliamo, che riguardano l'arte moderna e contemporanea e l'antiquariato. È un settore importante e economicamente interessante, è un settore con un'utenza, insomma, con capacità economiche chiaramente, è interessante anche per i territori su cui si opera. Noi operiamo a Genova, Parma, Padova, insomma in varie città. E anche la nel sud ricaduta, Italia, no? Anche nel sud? Anche nel sud con Bari. E la cosa importante è la ricaduta che dà sul territorio, perché pensiamo Padova, fra poco il 10 inaugureremo la Fiera d'Arte, il 10 novembre, giorno 4 inauguriamo l'Antiquaria, Padova Antiquaria, e sono due manifestazioni di un discreto, come dire, di un certo livello, di una certa importanza. Soprattutto l'arte moderna contemporanea richiama un pubblico da tutta Italia. E la stessa Padova Antiquaria ha una sua, come dire, utenza, un suo pubblico di un notevole livello. E questo è quindi non solo chi viene a visitare perché giustamente vuole vedere o trascorrere del tempo in mezzo delle bellezze, aggiornarsi su quelle sono anche le tendenze dell'arte moderna, delle nuove proposte, le figure emergenti che magari ancora non sono emerse oppure emergenti da tempo, per cui famose, ma anche poi l'antiquaria è il bello sostanzialmente, ma anche per chi vuol fare il famoso investimento. Assolutamente, sono dei segmenti da investimento. Se pensiamo all'arte moderna con i best price che hanno realizzato Schifano, Cunellis, insomma sono crescite economiche importanti. Diciamo che l'arte moderna e contemporanea negli ultimi anni ha staccato ogni anno un dividendo interessante, se vogliamo parlare in termini azioni, ha staccato un dividendo interessante ai portatori delle sue azioni. Dietro le quinte di manifestazioni come queste, visto che deve trascorrere anche molto tempo a cercare di gestirle e di organizzarle, quindi a seconda del luogo dove viene fatto, chi sono gli espositori? Gli espositori sono, intanto gli espositori, diciamo, sono due segmenti diversi. Nel campo antiquariale sono degli appassionati innanzitutto di storia antica. Si nasce solitamente appassionati o anche collezionisti e poi pian piano si cresce, si evolve fino a diventare antiquari. Nel campo dell'arte moderna è qualcosa di simile, solitamente sono degli appassionati, ma appassionati di quelli tipo da Curva Sud, tanto per capirci. Collezionisti quindi? Collezionisti fondamentalmente, che investono, che comprano, che scommettono su determinati artisti. Poi quando arrivano a un certo numero di opere collezionate diventa quasi naturale un passaggio a diventare galleristi, ma soprattutto il gallerista è uno scopritore di talenti. Io ricordo i grandi galleristi del nostro recente passato nazionale, chi ha lavorato per Morandi, chi ha lavorato per De Chirico, se pensiamo, cioè la scoperta, cioè identificare diciamo, il futuro, identificare Fontana quando non è Fontana, perché il difficile è questo, cioè è troppo facile comprare Fontana oggi è Fontana, c'è poco da discutere, Chirico e De Chirico. Il problema, credo, e l'investimento forse maggiore, sta nell'identificare nella fascia media l'artista che da un momento all'altro corre. E come si fa? Parte al galoppo. Ci vuole studio, sensibilità, ricerca e un po' di fortuna.
quella non deve mancare, chiaramente. Quindi ci sono nuovi talenti Ce ne sono, importanti. certamente, ma ogni anno nascono nuovi talenti, indubbiamente. Ogni anno abbiamo la nascita di nuovi giovani, fra virgolette, artisti, che sono poi quelli che da un punto di vista economico magari danno le soddisfazioni maggiori. Il rischio è oggi di comprare a 1.000 e domani vendere a 10.000. Ma se pensiamo, non so, a Boetti che oggi ha dei valori notevoli, 30 anni fa non era così. Ecco, tutto sta a cogliere nel momento giusto. Per chi organizza una manifestazione come questa, immagino che sia lei con un suo team, insomma, di collaborazioni, giusto? Sì. Esatto. Allora, bisogna selezionare quei galleristi, che collezionisti, certo, eccetera, che propongono qualcosa di importante, perché in genere a una fiera uno va colpo sicuro, in genere, no? Esatto. O non è così. La cosa importante, sì, offrire al pubblico un po' quello che il pubblico in quel momento interessa. Sì, e può permettersi relativamente, perché parliamo di livelli abbastanza dove la capacità d'acquisto tale era e tale rimane. Diciamo che è la fascia media che ha perso un po' di capacità d'acquisto. Però è importante anche individuare ogni anno, perché l'evoluzione è abbastanza rapida, individuare ogni anno cosa è più richiesto, cosa il mercato chiede. C'è quando si chiede come dire, la pop art, questo è il momento della pop art. Perché? Perché intercetta probabilmente l'evoluzione storica, culturale del momento. Io ricordo semplicemente Andy Warhol, quando diventa Andy Warhol in un momento storico particolare. Andy Warhol va a trasformare la quotidianità in arte. Se pensiamo alle lattine di Soup Campbell o alla scatola, la scatola di cartone della Soup, che diventa opera d'arte, perché è firmata da lui, o il dollaro firmato da lui. Oggi un dollaro firmato da Andy Warhol vale sui $3.000. Ecco, questo in Italia il fenomeno pop art era identificato in Schifano, Tano Festa e Angeli. Se pensiamo ai coriandoli di Tano Festa, cosa c'è di più quotidiano, di più normale? Quindi la normalità diventa a livello di arte. E quindi ogni periodo, ogni epoca ha quel ha una sua. Esatto, ma si cambia di anno in anno? Quindi no, non è che si cambia di anno, ci sono delle tendenze. È da un po' che la ricerca e la richiesta di pop art è forte. A livello mondiale o solo Italia? A livello italiano sicuramente, a livello mondiale anche, perché se pensiamo a Schifano, ai record che ha fatto Schifano nelle varie aste internazionali, da Christie's per esempio, sono numeri che danno un quadro abbastanza sintomatico. Chi è invece un po' in caduta, quindi ci sono invece degli artisti che hanno delle flessioni, oppure tendenzialmente tutti? Allora, le flessioni indubbiamente ci sono, e ci sono degli artisti che vanno in flessione per 1000 motivi, casuali, perché cambiano i gusti, perché cambia la visione, cambia una serie di parametri, per cui in quel momento quell'artista cala, che non è detto che poi resta basso, perché ne abbiamo visti tanti scendere. Lo stesso Fontana, se ci ricordiamo, dopo il boom delle aste giapponesi ha avuto un calo e poi si è assestato e poi è ripartito. Quindi è un po' come una specie di borsa. È come la borsa. Come la borsa. Direi che siamo abbastanza vicini. Non con quella come dire, capacità speculativa, non con quella dottrina speculativa. Chiaramente l'arte è cultura, è una cosa un po' diversa, però certi parametri si avvicinano in qualche modo.
I valori, io faccio queste domande perché poi sono quelle che in occasione di queste manifestazioni tante volte mi vengono anche girate, ma come si fa a capire che per chi anche volesse investire però non è addentro a queste questioni, sì. però l'investimento magari lo vuole fare perché è un periodo particolare, passiamo un po' di anni particolari. Allora, I valori. Io consiglio di studiare un po' di giovani, studiare un po' di promesse del futuro. Chi non è addentro è bene che compri, come dire, che la spesa, l'impatto sia il più basso possibile. Non dico partite con 100, bisogna partire con 1, in modo da calibrarsi e appassionarsi. Guardi, io conosco tanti amici, cioè che poi sono diventati amici perché poi ti chiedono, che qualcuno è partito 10 anni fa comprando delle piccole cose da 1.000 euro, 500 euro, poi pian piano hanno cominciato a capire, a entrare oggi dopo 10-12 anni sono diventati dei piccoli, come dire, esperti, capaci di essere molto autonomi e comprare anche delle cose interessanti con dei valori non alti chiaramente, perché bisogna prima veramente crescere, però con dei valori medi. Si compra per passione, perché piace, per arricchire quindi se stessi, oppure proprio come dice questo è un investimento? Sono due livelli diversi. Allora, si compra per passione, innanzitutto si compra sempre per passione, questo è un assioma, però c'è chi lo fa per investimento. È come seguire un titolo di borsa, c'è chi investe su quell'autore, ma non un quadro, tanti, addirittura giocando per la rialza sul futuro, giocando su futures praticamente, come si fa in borsa. Quindi c'è anche questo tipo di possibilità. Io spero, credo nella crescita economica di quell'autore e investo su quell'autore. E questi sono gli investitori che rasentano la speculazione. Infatti, e ce ne sono. Ce ne sono. Quanti autori circa in una manifestazione come quella di Padova ci potrebbero essere? Allora, più o meno dovremmo essere intorno ai 15.000 autori. Sono tanti, mamma mia. Anche la superficie è generosa, parliamo di oltre 30.000 metri. Quindi ci si trova anche il giocoforza sì. spinti a dover cercare sempre più, non tanto artisti, perché cerca degli appassionati che possono esporre, certo. Delle case anche d'arte, immagino, degli atelier. Torniamo su questi temi, perché poi c'è anche il discorso di antiquaria. E quindi non solo arte ma anche antiquariato, e poi andiamo invece all'aspetto duro, quindi commercio, perché come presidente di Confesercenti là ci sono un po' note dolenti, quindi cambierà già l'espressione, temo. Pubblicità tra poco.